Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Kumendone veneziano, Formula 1 2013 ragazzi, Suzuka, Gran Premio del Giappone. La gara dell'anno scorso è stata strepitosa ragazzi, da pioggia, nuvole, insomma un casino, e con la strategia kumendiana abbiamo portato a casa la vittoria, la prima kumendiana della storia. Pole di Gigione Hamilton, Vettel quinto, veneziano sesto, quindi duello ravvicinato. I setup ne ho provati tanti che ho trovato in rete perché nessuno andava bene, sono non molto fiducioso, nel senso, dobbiamo veramente fare una bella gara per fare punti, In realtà è andata bene per anche fortuna perché ho indovinato la strategia. Quest'anno speriamo bene, dai. Comunque Suzuka è una gara abbastanza favorevole. Cerco di fare il possibile, ragazzi. Adesso è arrivata anche l'Xbox One, quindi giocare con vicino anche l'Xbox One è dura. Però Fioi voglio assolutamente fare un grande mondiale. Sarebbe bello vincere subito. Cioè il secondo anno sarebbe un godimento incredibile. Ragazzi, il Premio del Giappone, Gran Premio storico come quello fondamentale e meraviglioso, grandi duelli tra Senna, Prost, Schumacher, adesso Vettel, Kumendone, quindi Bibitaro, Kumendone. Il Bibitaro è partito malissimo ragazzi, l'obiettivo è stare davanti a lui. Cosa fa il Kume? Cosa fa il Kume in mezzo a tutte le macchine? Kume strepitoso ragazzi, Kume devastante, ha fatto una partenza pazza stile Sepang. Una partita però corretta e siamo primi raga, adesso voglio la fuga. Madonna che culo ragazzi, anche bava perché alla fine sono partiti in mezzo non so quante macchine. Il Vitaro non è partito benissimo. Qualcuno è un po' lungo, qualcuno è un po' lungo, va bene lo stesso. Il Vitaro è quarto comunque. No, come no, adesso concentration, adesso mettiamo la modalità concentration inserita e andiamo. Adesso dobbiamo fare 13 giri fenomenali, punto e anche basta. Dai. Vettel è quarto, quindi un po' indietro. Possiamo fare l'impresa. Suzuka è una gara favorevole, ho vinto l'altro anno per la prima volta. Però di bava con una strategia azzeccata. Chicane storica, due tra incidente tra Prost e Senna. Chicane no storica di più. Questa è una delle gare più affascinanti del mondiale ragazzi. Dai, siamo un secondo da Vettel, bene 6 decimi da Hamilton invece. Box al sesto giro sarà dura secondo me, il pronostico è più il quinto onestamente. Bravo, come stiamo guidando in maniera impeccabile adesso. Infatti abbiamo guadagnato qualcosa su Hamilton. Suzuka è una cosa che mi piace. C'è l'Indy invece, c'è tutto che odio invece. Nessun ritiro, 22 macchine ancora in gara. Può guadagnare soprattutto la Vettel perché comunque l'obiettivo non è per forza vincere la gara ma quantomeno, sì lo so, ma quantomeno vincere e cioè stare davanti al Bibitarus. Normale e stiamo girando bene. Bravo, dai, altro giro completato in Giappone. 1.40 e 100, non male, dai. Giro record di veneziano.
scusate ragazzi, sono concentratissimo. Però avete proprio ragione, con l'allenamento si guida molto meglio, sono molto soddisfatto. Hai un margine di 2 secondi sulla vettura che ti segue. Guida in modo pulito e il terzo, porca puttana. di sorpasso. Vettel è terzo, ha recuperato una posizione, Vettel vuole arrivare minimo secondo. Però Hamilton è un avversario duro, quindi sono fiducioso. Noi possiamo e dobbiamo vincere in Giappone. È una delle gare strafavorevoli. Insieme ad Abu Dhabi e Interlagos. Quindi ne abbiamo ancora di favorevoli, purtroppo invece India. E chi cazzo manca? India e basta? No, e beh, Austin in realtà no, non so, in realtà abbiamo buone chance di vincere il mondiale se non cappelliamo, Perché credo che la Formula 1 non si può mai sapere. Basta vedere Singapore, ero primo, e poi cosa è successo. I nostri dati suggeriscono che Vettel si fermerà ai box tra 3 giri. Va bene. Come sono messi, insomma, non bene, ho detto io quinto, dopo il quinto giro, so cazzi. Stiamo girando bene, però fa fatica Hamilton, stiamo guadagnando, Bravo, Kuma, molto molto bene. 2 secondi e 4, bene. Stiamo girando bene. Stiamo girando bene per il momento, però non si sa mai, basta un errore e sei inculato. Terzo posto sempre di Vettel, Kuma invece sta tentando la piccola fuga comediana. Poi si è guadagnati altri 2 decimi. Stiamo facendo super giri, 3 secondi e 3, secondo me c'è Bagar dietro, Controlliamo le gomme per capire se andare ai box o no. Girando veramente alla grande, però preferisco andare ai box sinceramente. Pneumatici duri come piacciatori. Alla prossima sosta monteremo pneumatici duri. Questa gara stile Sepang dominata, cazzo. Anche la partenza è stata stile Sepang. Fare i box un giro prima, speriamo bene sinceramente, speriamo bene. Se ho indovinato la strategia l'altro anno, spero di non fallirla quest'anno. Sembra che tu stia perdendo aderenza, forse dovresti rientrare ai box per effettuare il cambio gomme. Sì, rientro. Sì, le gomme anteriori sono andate, le posteriori manca poco. Ho perso 6 decimi sto giro. Hai un vantaggio di 3 secondi sulla vettura che ti segue, 3 secondi. Che cazzo ti spari, come? Città, presa veramente di merda, ho perso qualcosa, Dai, fere veloci. Veloci. Stiamo attenti in uscita.
Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Bravo, come ottavo Sono posto. previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. E adesso dobbiamo tentare il miracolo. Tra poco metto miscela Vediamo elevata. che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Vai, come vola. Ancora le gomme un po' fredde. Nonostante la tua vettura sia più lenta a causa delle gomme, il pilota che ti precede non ha guadagnato terreno nei tuoi confronti. Ottimo lavoro, Grazie, siamo amore. molto contenti. Adesso speriamo di non arrivare alla fine con la gomma distrutta. Perez ti segue come un'ombra, fai attenzione. Madonna, questa veramente l'ho presa al limite umano. Cazzo, devo venire davanti almeno a Vettel. Tirala e vai. No, 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 che cazzo sto facendo? È confermato, alla prossima sosta monterai le gomme dure. Carburante elevato, adesso tentiamo la pazzia. Continua a spingere, sei tra i piloti più veloci in pista. Incidente forse qua perché le macchine vanno lentissime. È successo qualcosa, io godo, culo Rosberg come ha indiano. problemi in frenata, problema ai freni per Rosberg. Problemi ai freni per Rosberg, eccola là il problema. La vettura dietro di te ha appena optato per un set di gomme dure, ripeto, gomme dure. Quarto posto. Stiamo tirando veramente tanto, Fioi, Passa alla modalità carburante 2 nei prossimi giri, non possiamo rischiare. Ho capito, mi devo tirare, cazzo. Stiamo girando però, Fioi. E se vinciamo sto mondiale, tocchiamoci le balle, passo esperto, al prossimo anno ci divertiamo. Cerca di recuperare terreno sul pilota che ti precede, al momento il distacco è di 2 secondi. Guarda come sta rallentando, no, come no, sto cagate. Peccato, sta curva sono un po' fermato, cazzo, perché l'ho tagliata, porca puttana. Vai, comandone, spingila. Guarda il casino che ci stanno rallentando a vicenda, veramente. Come è grande, come. Siamo secondi e siamo primi. Ciao, ma dov'è Vettel? Vettel è quinto, ragazzi, Vettel è quinto. Siamo 2 posizioni più avanti del previsto. Stiamo andando alla grandissima. Se appena detto sta frase, ciao. Che problemi ai freni per Rosberg, ma non si è ritirato, Ragazzi, che dominio. Sei secondi da Hamilton. Finalmente è arrivata una gara bella, tranquilla, mamma mia. Ci voleva, ragazzi. Dopo la Corea può arrivare una seconda vittoria consecutiva. Questo è pesante, però perché possiamo tornare primi in campionato.
modalità Colin McRae, in modalità Colin McRae. E il passo gara, un bel passo gara, quello è che mi sta dando la vittoria. Il passo gara, cazzo. Cerchiamo di non massacrare le gomme magari. Nessun ritiro comunque. Sto sbagliando poco per oggi, Per una volta sto guidando abbastanza bene, decentemente. Ovviamente sto guidando stile Sepang, sto dominando questa gara. Bravo come. Anche possiamo fare il giro record. Il gap sulla vettura che ti segue è di 6 secondi. Buono. Dai, Hamilton, devi tenere la posizione su Vettel, mi raccomando. Giro record come mediano. Sta gara la stiamo dominando. Stiamo attenti che basta un errore per vanificare tutto, Basta un errore, ti prego Hamilton, devi stare secondo. Questa presa male purtroppo. Le gomme sono comunque in condizioni un po' così. Abbiamo 6 secondi 3 di vantaggio, ragazzi. La seconda vittoria su Suzuka dopo l'altro anno. Perso un decimo in questo settore. Il distacco dalla vettura dietro di te sta aumentando velocemente. Dai, se vinciamo sto mondiale il prossimo anno ce lo spariamo a esperta, anche se prendiamo le bombe, chi se ne frega. Però già vincere a professionista io sarei contento, Ho un po' paura per la benzina, visto che ho usato tanto. La miscela è elevata, speriamo bene. Hai un vantaggio di 6 secondi sulla vettura alle tue spalle. Continua a spingere. Con questa guida, insomma, professionista si vince. Poi è una gara che amo, quindi lo sapete, quando come doniamo una gara fa sempre bene. Dai, cazzo. Nessun ritiro comunque. Gigione mi raccomando, Mi raccomando, Gigione.
Qua ho perso un secondo, quasi. Two laps alla fine, 2 laps remaining per inglese. No, come calma, cosa succede? Le gomme sono andate, figlio. Invece veramente un ultimo giro di fuoco, come sempre. Tranquillo. 4 secondi e 6, perso 2 secondi. Un ritardo di 5 secondi. Porca troia. No, Fio Hamilton è vicinissimo. Cioè vicinissimo, sta avvicinando. Hamilton è molto vicino, nell'ultimo giro su cazzi nostri. Carburante basso, devo mettere addirittura. Porca troia. 3 secondi. Persi 3 secondi in un giro, quasi. In un giro e mezzo. Mamma mia. Il Comendone in difficoltà, ragazzi, il Comendone in difficoltà. Infatti i tempi sul giro sono aumentati a dismisura. Concentrati. Final lap, ti prego, portacela a casa. Un secondo, solo un secondo di vantaggio adesso. Hamilton è arrivato. Hamilton è arrivato. E le gomme non ci sono. Ma perché doveva sempre soffrire così? Ma perché? Ma perché? Cazzo, non possiamo dargli questa vittoria. Hamilton è arrivato veramente, adesso Hamilton è arrivato veramente. Miscela elevata. Miscelone elevata. Oh! Mamma mia, c'è veramente un rischio. Bravo, come va a vincere, soffrendo con il cuore, cazzo, sì! Un'altra vittoria in Asia. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.